saremo a fianco delle nostre sorelle di FVG Pride, così come assieme a tutte le altre, la folta schiera di associazioni che fortunatamente vive e abita il Friuli Venezia Giulia e rincalza di arcobaleno, riempie di arcobaleno tutta la regione. Il Pride torna a Udine da quel lontano 10 giugno 2017 e muta anche data per adattarsi ai cambiamenti climatici. La parata color arcobaleno si terrà a settembre per testimoniare la presenza di tutto il movimento che mette al centro la propria autodeterminazione. Io condivido il Pride come momento da una parte di celebrazione e dall'altra di rivendicazione dei diritti della comunità LGBTQIA+. Tante cose sono cambiate da quando Nacio Quintana Vergara era presidente dell'FVG Pride. Si parlava di LGBT+, nel corso del decennio si sono aggiunti Q, I e A. Resta intatta però la soddisfazione per un evento nel capoluogo friulano. Un Pride è sempre una buona notizia, ancora non abbiamo cominciato non ci siamo riuniti con l'organizzazione per capire come daremo il nostro contributo, però saremo molto lieti di dare il nostro contributo specifico. Dove c'è Pride c'è polemica, anche per quanto riguarda la commistione con il movimento Propal e non solo. Io credo che una comunità come quella LGBTQIA+, che è abituata da sempre a lottare per la propria autodeterminazione, non possa che essere vicina alle altre comunità e agli altri popoli che lottano appunto per l'autodeterminazione, come vediamo nella causa del popolo palestinese. Rispetto al tema dei diritti LGBTQIA+, in Palestina, le due cose possono apparentemente creare una sorta di cortocircuito. Il fatto che le persone LGBTQIA+ subiscano discriminazioni e violenza non giustifica la cancellazione di un popolo, niente lo giustificherebbe e quindi le due battaglie possono e devono andare di pari passo. Come vivete però il solito turbinio di polemiche, di chi è contrario, di chi ha sempre qualcosa da dire contro questa manifestazione? Voliamo alto.